A partire circa dal secolo X, i mulini furono usati non solo per macinare cereali, ma anche per altri utilizzi, come ad esempio la follatura dei tessuti di lana. La ruota idraulica serviva pertanto ad azionare la macchina, follo o gualchiera, che svolgeva la fase finale della lavorazione di panni lana, la feltratura in pratica. Questo ad esempio è un pollo gualchiera rappresentato appunto da un disegno antico. Il tessuto, prima di tutto, veniva immerso in vasche di legno, pile, per essere purgato con acqua saponata, alcalina, urina o con terra da follone, argilla smectica. La ruota verticale, azionata dall'acqua, a sua volta metteva in funzione, attraverso un albero a camme, i martelli di legno che battevano energicamente sul tessuto, posto in ammollo nel cassone o pila. Infine veniva risciacquato con acqua limpida. Da questo libro intitolato Nuovo Teatro del 1616 vediamo disegnate alcune macchine edifici, tra cui la gualchiera. Ecco, questo dice folli per follar panni di lana, follo gualchiera. Questa che ho indicato è la ruota che è azionata dall'acqua, poi abbiamo l'albero a camme, i martelli che vengono appunto azionati a sua volta dall'albero a camme di legno. Sotto troviamo la famosa pila dove viene inserito il tessuto appunto già bagnato con questa acqua che abbiamo detto prima, e sopra abbiamo infine l'acqua, viene finito tutto questo perché ci vogliono diciamo ore di questo lavoro, alla fine viene risciacquata appunto con l'acqua limpida. Questo è un esempio cioè in pratica un martello di legno, alla fine del martello di legno dove batteva appunto i panni. Il procedimento di follatura serviva a far sì che il panno lana diventasse più compatto, rendendo così il tessuto morbido, soffice, resistente ed impermeabile. Anche a Serravalle si esercitava tale attività e commercio di panni lana. Viene citata in diversi libri. Un esempio è questo libro, un altro libro che è il Teatro delle Città d'Italia del 1616, in cui si tratta anche appunto Serravalle. E qui vediamo che diciamo che dice che Serravalle era celebre, oltre a logico con le spade che prima era stato detto e tutto, oltre anche era detto con gran coppia di panni. Invito eventualmente a chi volesse, diciamo, queste sono 4 pagine, parla tutto di Serravalle. Si può anche scaricare da internet, quindi l'ho preso anch'io da questo. Poi gli edifici, logico, a Serravalle erano tutti ubicati lungo il fiume Meschio. I proprietari di tali edifici appartenevano in gran parte a famiglie nobili, borghesi o ai monasteri. Chi conduceva l'esercizio era per lo più persone di famiglie borghesi. Dagli estimi del 1546-1548 si possono individuare chiodere, folli, mulini esistenti in tale periodo. Ecco, qui abbiamo l'esempio appunto tratto dagli estimi dell'Archivio di Stato di Treviso, dove in questo documento dice che Matteo Follador, che Follador prende proprio il nome dal mestiere, ha lo utile dominio di mezzo follo con 2 chiodere da panni in borgo di sopra e paga livello al monastero, perché appunto in questo caso questo era di proprietà in quel periodo al monastero di Santa Giustina.
L'altra metà del foglio è invece di Battista Follador, che appunto ha 3 chiodere e parte di una casa da Coppi, con 2 isolette in Borgo di Sopra, e paga di livello al monastero di Santa Giustina. Questo poi vedremo sarà diciamo, il follo che verrà poi della famiglia Bartanzi, che successivamente vedremo. In questo caso abbiamo invece un mulino. I signori Martinello e Giacomo, fratelli, figli di Bernardino di Morando di Valmarino, hanno di proprio un mulino con 4 ruote sopra il fiume Meschio, detto il mulino della Croda, che molti già conoscono e che adesso non esiste più comunque. E qui abbiamo questo Martinello che poi troviamo che prenderà invece il cognome Martinelli, cioè successivamente. In questo caso invece abbiamo un altro follo che era di Messer Alberto Piazzoni, della famiglia Piazzoni, che ha di proprio appunto la casa da Coppi col follo nella contrada della Fontana. Sopra, sempre il fiume Meschio, una casetta sempre con chiodere in contrada di Piai, che poi viene anche detto che è sul Monte Sant'Antonio, che quindi sempre nella parte, perché in questo posto non c'era, diciamo, era impossibile mettere una chiodera, perché era sotto il fiume, sotto il castello questa parte, e quindi le chiodere avevano bisogno di sole e le hanno spostate verso appunto il Monte Sant'Antonio. Ecco. Adesso appunto vi descrivo le chiodere. Cosa sono le chiodere? Erano delle strutture in legno fatte con travi piantate a terra, con altri travi trasversali, muniti di chiodi in cui venivano stese ed agganciate le stoffe ad asciugare. Quindi qui si vede un esempio di quella dell'anificio Paoletti. Tale operazione di tiratura permetteva alla stoffa di assumere una misura unica di larghezza, in pratica l'altezza della stoffa, lungo tutta la sua lunghezza. Di solito appunto le strutture erano posizionate in zone molto soleggiate, sia all'aperto che all'interno di tettoie. Questo è un esempio di un'altra chiodera di un monastero, si vedono i monaci, in questo caso è verticale, cioè perché può essere in 2 sensi, secondo appunto anche lo spazio. In questo caso abbiamo un'altra chiodera, questa è coperta, quindi diciamo che questi erano i 2 metodi, diciamo, per asciugare e tirare i panni. Presso gli archivi di Venezia, di Vittorio Veneto e anche Treviso ho potuto consultare vari disegni e documenti riguardanti il pagamento di tasse, rinnovamenti e concessioni di possessori di mulini, folli, tintorie, che si servivano dell'acqua del fiume Meschio. C'è una carrellata appunto di tutti i documenti in cui tratta i fogli, i mulini. Ecco, questa è la busta dell'Archivio di Stato di Venezia, che è appunto sotto i provveditori, sopra i beni inculti, che era il magistrato delle acque, e qui contenente appunto tutti i documenti, che ci sono molte buste, le chiamano buste ma sarebbero dei faldoni, sì, per chi non lo sapesse. Ecco, questo è uno già dei documenti che conferma il possesso a Martinelli, infatti quello che diceva che prima era Martinelli, poi troviamo che ha il cognome Martinelli, il mulino di 4 ruote detto della Croda, quindi proprio, e questo, tutto il documento dice che questo mulino era già esistente dal 1452, quindi era abbastanza antico, insomma, come dire. Quest'altro invece è il più antico che ho trovato come documento in questo periodo, e dice che ai Marchi, la famiglia Marchi, ha il mulino di 3 ruote nella contrada della Fontana, e è addirittura del 1342, che era di un certo Bartolomeo di Belladonna,
e il primo permesso è stato dato dal podestà di Serravalle Simonetto D'Angelo, che è uno dei primi podestà, perché sappiamo che i veneziani sono arrivati nel 1337, quindi è uno dei primi podestà. Qui vediamo il 1342 dove richiama. Questo invece è il follo della famiglia Piazzoni, che era di origine bergamasca, e questo follo invece dice che era già esistente dal 1528. Più avanti troviamo, qui siamo già nel 1744, dove i Cossettini, che aveva chiesto sempre da esercitare la professione, perché il mulino era sempre il follo era sempre dei Piazzoni e lui esercitava la professione. In più aveva chiesto anche l'autorizzazione per una tintoria. Quindi questo documento prosegue. Questo invece è il famoso mulino della Croda, chiamiamolo famoso, che ho parlato prima, e era stato poi riacquistato della Giustina, quindi la famiglia della Giustina di Serravalle e di Longhere, nel 1784, e qui vediamo proprio che è lo stesso, perché dice che prima era dei Martinelli, quindi siamo sicuri di questa cosa. Questo invece è una richiesta da parte del magistrato dei beni inculti, in cui appunto dovevano presentare entro 15 giorni i titoli ed investiture per poter servirsi delle acque del fiume, altrimenti passato detto tempo sarà sospeso l'uso. Quindi se uno non presentava tutti i documenti di possesso e di autorizzazione veniva tolta l'acqua, cioè in pratica quindi non poteva più lavorare. Era molto importante presentare tutti questi documenti, che tra i documenti doveva anche essere inserita anche i disegni. Quindi vi faccio vedere uno dei disegni che mi è sembrato il più carino, e questo invece è del 1709, la richiesta di Andrea Borsoi per costruire il follo, e a sud del mulino della Croda. Se noi vediamo, quello è il follo che lui chiede di aggiungere una ruota, e follo Borsoi. Questo invece che è il mulino della Croda. Adesso voglio farvi notare che il ponte della Croda era a nord del mulino della Croda, invece poi vedremo successivamente verrà ricostruito a sud del mulino. Quindi ecco perché ho voluto far vedere, perché non tutti avevano capito questa cosa, che non è il ponte originale quello che attualmente esiste. Questo invece è la Tansa del 1750, appunto, che dà il follo da panni dei fratelli Borsoi, che appunto aveva chiesto prima con il disegno, e anche il follo dei panni dei fratelli Bastanzi, Buon da Paolo, quindi, che appunto il famoso Bastanzi, come ho detto, era dei prima follador, e delle monache, perché oltretutto era delle monache. Un'altra Tansa del 1780, in questo caso abbiamo Leonardo Cossettini per la fabbrica di panni, che poi anche commerciano, oltretutto perché è logico, li fanno ma vengono commerciati, e in più dei fratelli Bastanzi. Questo è un altro disegno che volevo farvi vedere, perché è in pratica la parte dove siamo sopra al castello di Serravalle, il Castrum, e sotto passa il fiume Meschio, fanno vedere, e hanno proprio disegnato, non so se potete vederle, ve le faccio vedere con la freccia, sono tutte le ruote dei mulini e del follo. Quindi, e poi abbiamo appunto il ponte che dicono che era di legno, che non è comunque il ponte della Croda, perché questo siamo più a sud di noi. Il ponte della Croda è più in sud. Ecco le ruote appunto e il ponte di legno.
Poi, nei primi anni del XIX secolo, con il dominio napoleonico, verranno disegnate le mappe catastali, per cui si potrà avere una visione più precisa su quanto riguarda l'ubicazione degli edifici e i loro proprietari. Ho pertanto poi anche disegnato alcune mappe, alcuni particolari, che vedremo più avanti, appunto dove ci sono i fogli e i mulini. Questa è la mappa napoleonica che avevamo già trattato anche in precedenza. Comunque qui parto appunto dalla chiesa di Santa Giustina e vado fino alla chiesa di Santa Maria Nova, perché non ho trattato tutti i mulini, perché altrimenti bisognava arrivare a Cegeda fino a Pinidelle, tutto era un lavoro troppo lungo, quindi ho solo fatto questa zona appunto di Serravalle, proprio in città, diciamo. Qui a fianco ho messo l'altra mappa un po' più grande dove si vede il Follo Bastanzi, poi il Mulino della Croda e il Follo sempre dei piazzoni Panigai, perché in quel momento nel 1811, che poi vedremo, il Follo dei piazzoni era anche dei Panigai, perché ho scoperto poi facendo una ricerca che i piazzoni, in pratica una donna Piazzoni ha sposato in pratica il Panigai, quindi verrà diviso probabilmente in questo senso, non so se per eredità il Follo. Qui ancora più in grande vediamo appunto l'area del castello Castrum, vediamo. Su in cima vediamo che già nel 1811 il Follo del Borsoi non risulta più, risulta una casa, in pratica non viene più utilizzato. E invece abbiamo sempre appunto il Follo di Piazzoni Panigai e i due mulini, che sono sempre quelli più antichi e sono quelli che in questo momento erano della famiglia Dalmolini nel 1811. Questo appunto è il disegno che ho fatto in grande per far vedere dove era il Follo Bastanzi. Qui è sempre il sommarione dove dice che era la casa appunto ad uso di Follo di Bastanzi. Qui invece abbiamo appunto il Follo dei Piazzoni Panigai. Ecco, quello che vedete, il ponte un po' più in alto del Follo, è proprio il ponte che dicevano prima di legno. Vedete che non... Ora passiamo invece, riporto un documento che riguarda la società, una fabbrica di panni. È costituita nel 1812 e i soci che appartenevano tutte a famiglie friulane. Abbiamo il Cattaneo, il Colloredo e i Panigai. Il Panigai, che appunto prima avevo accennato, non è solo una persona, fa parte di tutta la famiglia, che sono Bortolo del Fu Cesare di Panigai, che appunto con Nicoletto, Giovanni, Giacomo che era sacerdote e Enea erano tutti fratelli e in fraterna appunto. Poi abbiamo Fabio che è invece figlio di Girolamo di Colloredo, che dice che è domiciliato nel comune di Udine e sotto il dipartimento di Passeriano. Invece Girolamo del Fu Francesco Cattaneo era del comune di Pordenone e appunto sotto Pordenone. Invece prima, che non ho detto, i Panigai in quel periodo abitavano invece ad Anzano. L'antico edificio di Follo della famiglia Bastanzi nel borgo di Santa Giustina, dopo alcuni decenni dalla vendita del 1866, ecco qui vediamo il documento che mi ha gentilmente passato il signor Bottoli, dell'edificio Bottoli, Roberto Bottoli. Questo edificio poi, dopo essere stato venduto, fu trasformato in mulino per macinare il grano.
Oggi, dopo il restauro, è adibito ad uso abitativo e proprio di proprietà di Roberto Bottoli. Questo restauro. Qui dietro invece a questo mulino, che adesso non è più mulino, c'è l'edificio Bottoli, che è rimasto l'unico in tutta la città di Vittorio Veneto. Quindi di tutti i lanifici che avevamo a Vittorio Veneto, a Cenere e tutto, l'unico ancora, grazie appunto alla famiglia Bottoli, abbiamo questo lanificio. Augusta Bastanzi, figlia di Paolo, era nata nel 1827 e morta nel 1908 a Serravalle sempre, e sposò proprio Imerio Bottoli. I suoi discendenti hanno mantenuto viva nei secoli appunto l'antica arte della follatura, trasformandola in un'industria rinomata. A metà Ottocento il ponte a nord del mulino della Croda, quindi adesso questa è una fotografia, quello era il mulino della Croda. Come vedete, ora il ponte è stato ricostruito, si venne ricostruito a pochi metri più a sud, che è ancora appunto esistente, e conduce all'attuale via della caserma, che appunto è anche all'edificio Bottoli. Il vecchio mulino della Croda verrà definitivamente abbattuto nei primi decenni del XX secolo, si vede, e per costruire appunto la strada, l'ultimo pezzo di strada di Alemagna, che è l'attuale via Guglielmo Marconi. Dopo la metà invece del XIX secolo, l'area sotto il castello subì un radicale cambiamento. I folli, i mulini, il ponte furono abbattuti e trasformati per altri usi, dando spazio alla costruzione di un nuovo complesso industriale, lo stabilimento di calce idrauliche, oggi ancora esistente ma in disuso. Questo è lo stabilimento. Qui abbiamo la pianta dove si può notare che dove c'erano le fornaci. Qui a sinistra c'era ancora esistente, quindi siamo ancora nel 1910 in questa mappa, e c'era ancora esistente il mulino, quello della Croda. Come vediamo il ponte era già stato costruito più a sud, e lì abbiamo invece le fornaci, che poi viene tutto trasformato negli anni. Quindi, queste invece siamo un po' più a sud, sempre dallo stabilimento delle fornaci, e qui vediamo appunto dove era l'area del Follo Piazzoni. Dopo la costruzione, che viene distrutto, era circa il Follo in questa posizione. Invece l'unico rimasto, e ancora tutt'oggi si vede, perché come vediamo questa foto, è questo mulino, che poi è diventata una costruzione ho letto che molte volte veniva usata come abitazione, in pratica per gli operai è questo che era appunto l'ex mulino dal Molino. Qui ho voluto darvi una visuale com'è attualmente. Allora, la veduta di Serravalle, vediamo ancora appunto il Follo Bastanzi, poi diventato mulino, ora appunto abitazione. Lì, questo è l'edificio Bottoli. Più sotto troviamo il demolito mulino della Croda, più a sud c'è il ponte, e qui invece abbiamo il demolito Follo di Piazzone. Tutto qui. Ecco.